Ti abbiamo portato a vedere il carnevale, le giostre, i costumi, i carri. Lo volevi tanto e lo avevamo promesso. Qui fuori è tutto pieno di supereroi come te e c'è una bellissima atmosfera di festa e di divertimento. Sei bellissimo con il tuo costume da Geco, con la tua coda, la maschera e i super muscoli. Vestito da Geco, nella piccola bara bianca, i fiori azzurri e gli sticker come fosse un gioco da fare tutti assieme, è calato il gelo su Castelfranco, dove anche il carnevale si è fermato nel momento dell'addio, quel carnevale a cui il piccolo Leonardo Cuccurullo, 2 anni appena, non vedeva l'ora di partecipare con mamma Anna, papà Omar e la sorellina più piccola Beatrice. Nella chiesa di Santa Maria della Pieve l'ultimo saluto al piccolo, morto a causa di una meningoencefalite da pneumococco, una rara forma di infezione che non gli ha lasciato scampo nonostante i tentativi disperati degli operatori sanitari, prima a Castelfranco, poi a Padova. Sono i genitori ad affidare il loro strazio al parroco e a condividerlo. Era impossibile non amarti. Eri il sole delle nostre giornate e per quanto dure, una tua parola bastava a migliorarle. Mamma, giochi con me? Balliamo? Facciamo una corsa e mi dici imbroglione? Papà, ti nascondi? È al limite dell'incredibile pensare che nemmeno una settimana fa giocavi sul tappetone con la mamma. Un giorno così vicino ma oggi così tremendamente lontano. Siamo ancora in attesa di svegliarci da quest'incubo. Presente il sindaco Stefano Marcon, l'abbraccio di zii e amici è avvolgente. E non ti preoccupare, alla tua mamma, al tuo papà e alla tua sorellina ci penseremo noi. Non li lasceremo mai soli e daremo loro tutta la forza che riusciremo a trovare. Sarai quello che i tuoi genitori sono per noi, ma lo sarai sotto forma di energia. Sarai come le onde del mare, energia che incessantemente si muoverà dentro di loro e dentro di noi. Tutti dobbiamo vivere da supereroi, il messaggio, anche quando già sopravvivere sembra un'impresa. Oggi, purtroppo, è l'ultimo giorno di carnevale e da domani dovremo toglierci i costumi da supereroi e affrontare la realtà. Tu invece sei fortunato, perché indosserai per sempre i tuoi supermuscoli. Né il lupo né il coccodrillo possono più farti paura. Ovunque tu sia, ricordati la missione che ti abbiamo dato prima di salutarci in ospedale. Sei il fratellone maggiore e devi proteggere la tua sorellina, la nostra e la tua piccola Beina, in ogni momento. Sei gechissimo. Ti facciamo 5 infinite coccoline, mamma e papà.